È stato brutto scoprire que- quello che è successo stamattina. La tragica scoperta all'ora di pranzo qui al terzo piano del civico 85 della centralissima via 25 aprile a Robegano di Salzano. Sembra fossero morti da almeno 2 o 3 giorni i due inquilini. Renzo Masiero, 68 anni, compiuti a luglio scorso, e Marco Milan avrebbe compiuto 49 anni a giorni, il prossimo 27 dicembre. La casa è in ordine, nessun segno di affrazione, in apparenza nulla di sospetto. Sotto attenzione degli inquirenti le stufette presenti nell'appartamento. Da giorni, racconta questo ragazzo, uno dei vicini di Pianerottolo, si sentiva un forte odore di gas. Tu hai sentito qualcosa di strano, odori particolari lungo il pianerottolo delle scale? Qualche volta un po' di gas, ma poi tenendo aperta un po' la porta svaniva, quindi non si capiva se fosse per quello oppure per altro. A ritrovare i corpi privi di vita i vigili del fuoco con i carabinieri, allertati da un'operatrice dei servizi sociali che non riusciva a mettersi in contatto con i due uomini già da qualche giorno. La casa, di proprietà del comune, fornita dalla cooperativa che li seguiva insieme all'amministrazione comunale, visto che entrambi erano disoccupati e descritti dai vicini di casa come persone molto socievoli. Persone comuni che soprattutto il signore anziano viveva qui, faceva le sue passeggiatine, le pulizie di casa. Sotto sequestro all'appartamento, disposte le autopsie per l'accertamento della causa di morte. Sul poggiolo di casa un fiore e un bigliettino di cordoglio di chi li conosceva anche solo con un semplice ciao. Persone tranquille, anche tra di loro andavano pace d'accordo, mai sentito urlare, mai fatto nulla. Mai sentito litigare, che due No, litigassero? no, anzi, andavano anche d'accordo.